Piazza dei Signori, Treviso, la mattina dopo. Alcuni uomini di primo piano dei vari movimenti indipendentisti, le TV nazionali e le dirette nei TG del mattino. Viene chiamato anche il sindaco e la piazza è ancora una volta in pieno fermento. Treviso è un simbolo del Veneto, del tessuto economico, del tessuto sociale e quindi è normale, è naturale che certi fenomeni abbiano una forte concentrazione su Treviso. Dopo il blitz contro i venetisti che ha portato in carcere 24 persone con l'accusa di associazione terroristica e fabbricazione di armi da guerra in quella piazza che soltanto una settimana fa era diventata il simbolo del movimento indipendentista, stamane si torna a fare politica irredentista e a dettare l'agenda a tutto il movimento. Non ha senso quello che viene montato, uno Stato che ha paura di 20 persone con un trattore è uno Stato di cartone bagnato, diciamo noi. Il vero terrorismo sarebbe quello dello Stato. Cercare di fare paura e terrorismo psicologico per cercare di diminuire il consenso verso l'indipendenza. In realtà si tratta di un boomerang. Dal mondo indipendentista tutta la solidarietà a Rocchetta e agli altri 23 arrestati e dalla piazza all'annuncio dei prossimi passi che partiranno tutti questa volta dal centro storico di Vicenza. Venerdì prossimo, 11 aprile, alle ore 19 in Piazza dei Signori sarà lanciata una grande manifestazione trasversale di solidarietà. Partirà anche un programma di obiezione fiscale che sarà lanciato proprio da Vicenza.